Të nderuar, unë do t'ju lutesha me qenë se këtu në mesin ton janë shumë misafir të respektuar dhe të nderuar, para se t'u japim fjalën për shëndetësit të tyre, me qenë se jam i kushtëzuar në mesin ton, me qenë se gjindet asesoria e kulturës së Folinjës, e cila ndër vitet tona të aktiviteteve tona në ndihmoi për hapjen e shkollës shqipe dhe për ndihmesën tonë të aktiviteteve të ndryshme që kishim nevojë për çështjen tonë kombëtare, dhe me qenë se ajo sonte ka edhe një takim tjetër, prandaj unë përshpejtova këtë takim tonin që t'ja japim fjalën edhe asesorës tonë, e cila është Rita Zampolini. Do ta merr fjalën për ta përshëndetur këtë tubim tonë. Dhe për të bërë më dërdi edhe juve për kontributin e saj, për meritën e saj që na ndihmoi neve në rastet tona dhe të vjeçare të aktiviteteve tona, ne në shenjë solidariteti dhe respekti konsiderat të veçantë për zonjën Rita Zampolini vendosëm të japim një mirënjohje, një fletë nderi, sa për të respektuar dhe për të prezentuar dhe për të dëshmuar respekti dhe konsideratën e komunitetit tonë shqiptar që ngjitet në Folinjë. Allora, io chiedo scusa e vi saluto tutti che siete qui presenti del Casa di Popoli e assessore nostro che già ho parlato con i nostri paesani, Rita Zampolini, e chiedo che viene per fare il suo saluto. Io chiedo scusa. Non ho imparato ancora lingua io, per questo ridono i nostri paesani. Prego. Sì, buonasera a tutti e a tutte, e io con grande piacere sono qui. Neat mi ha invitato a partecipare a questa serata, non potrò rimanere fino alla fine perché c'è un altro impegno, e quindi però almeno un pochino ho condiviso con voi questo momento importante. E il mio saluto è un saluto istituzionale a nome dell'amministrazione comunale, e io come assessore all'associazionismo, alla memoria, alla pace e alle pari opportunità sono qui a testimoniare questa vicinanza e diciamo l'intento che noi da tempo, da sempre possiamo dire perseguiamo, di lavorare in maniera tale da favorire una integrazione intesa come una convivenza che rispetti la dignità delle persone e faccia sentire anche tutti voi cittadini della nostra città a pieno titolo. Diciamo,
cerchiamo di farlo con le iniziative, con le cose, e in questo voglio ringraziare tutti coloro, Neat lo prendo ad esempio perché la collaborazione, le cose insieme sono tante, e anche le idee, lo scambio di idee, questo è il modo con cui vogliamo lavorare e continuiamo a lavorare. L'impegno oggi sta diventando anche più concreto sul piano legislativo, perché anche come amministrazione comunale noi abbiamo aderito alla campagna L'Italia sono anch'io, con le proposte di legge che conoscete, perché è davvero una battaglia di civiltà. Nana që jam këtu prezent, mos e marrin për gabim për vajzën e tyre, se kishte probleme për dashuri ndaj të dashurit të saj. Atëherë është një dashuri tjetër. Prandaj ju shpjegova pak pika të shkurta të kuptoni se për çfarë është fjala. Atëherë fillojmë. Kara rezja nër bajama, e të bine vetë, kështu e vetë e ama. Qka kemo i bi që kja në ofshan e vetë la të vranë? Nuk kam gjamë në ama, nuk kam gjamë. Jam lotë shumë të qeni se mra gjylpana në balku, e jam ullë tash me kërku. Po, shka ke që lotin zore, ku ke dhimaj, ku ke zori, apo dromoj mje harlis, që se kjanë të qenis. Pasha nanën nuk mund të baj që bijat ma në zharin, pasi do të dije se zanan, që ti vetlat ka shpesh mi vran? Nanë, nuk është gjanë. Faj po të them se dhe kot nuk jam vran, he? Dishka po vlon këtë qërë dhe zanash, vlon dashni, si bia nanash, nanë dashni jam kamolis. Pra ne kjaj moj të qenis, he unë tu thaft goja bi qka po thu. A ka shpet me tërbu? Pa një gjo moj bi kërcuna, se po të bana një heret zuna, bana të pava të ndal der, nuk më kep shtim jo me qamjer. Po jo moj nanë, jam shqiptare, bi shqiptari, e këto fjallë nanë s'muni baj, nuk jam loth të qenis. Po ke dashni që më ka kapluhe, o është e landan për mu. Kalojnë dit, kalojnë net, vajza mo me gojës po flet, me gojës po flet dhe është smurat e mjera është u lingu, e ftyra e saj por si flokbore, nuk e lëshon atë gjylpon prej dore, tu qenis, tu i punu, u shikon pëllhure, nuk është maru, nana shpesh vajzën e ndjen tu i dihat edhe i thot, mërje ngra, pa një men s'don me më tregu, pse zemra ka këpeshta shu, na, dashnia më ka mëlis, pra ne kjava më të qenis, kjava shumë, kjava shumë, kjava shumë. Edhe ma desh ligjeroj, por i mbeta saj fjallan goj. E dituar po si Florini, mbi pëlhur vdekja janë grini. Kukunana qanë me lot, që gjetë mjerën sot, që gjetë zezën nanë këtë djelën këtë hanë. E merë pëlhurën që paten dhe bije saj, dhe e shikon, heo, po kish pas kënë flamur i hynë komptar. Merë në lokjat flamur kuqezi, dhe e pështjellat bi, që nuk kish pas një tjetër dashni, por i shkri, vesh për shqiptari, mblidhuni ju vasha dhe ju zanat e malit, edhe ju nana që përkutni djepin e djalit, dhe bekojeni këtë bi shqiptare, këtë marigon kombëtare, se përbesi kjo bi, rritën vajzat shqiptari, edhe zemër të shdo shqiptari, le shkoj fjallet parëve, se Shqipnia, Kosova, e Qamëria, janë të shqiptarëve. Faleminderit për bonën dhe Hatiqen, dhe për gjithë ju që patët respektin për të përcjellur këtë vizitat.
chi è il presidente della nostra associazione, dell'associazione Casa dei Popoli. Prego, allora parla prima Rita. Pochissime parole, anche perché danzando mi si sono rotti gli occhiali, quindi vi vedo tutti un po' all'insù, via, non all'ingiù. Leggevo le parole del vostro inno nazionale, sono parole molto dure, parole che dicono, se non ho capito male, che chi si allontana dalla guerra è un traditore. In questo siamo diversi. Io non ho vissuto la guerra, non ho conosciuto la guerra e ho fatto di tutto per educarmi al pacifismo, alla pace. Voi venite da una realtà completamente diversa e avete portato qui tanta scienza, tanto sapere, anche tanta sofferenza, perché voi la guerra l'avete conosciuta. Io non so se avrei cantato quelle parole se fossi stata come voi albanese, forse sì. Di fatto qui, quando siamo con Neat, Diana, tutti gli albanesi che conosco, Rinor che ho visto a scuola e un'altra ragazza che stava a Belfiore, e anche lui sì, ecco, tanti ne vedo che ho conosciuto a scuola, tutti ci stiamo educando a diventare pacifici, ad entrare in relazione gli uni con gli altri. Voi lo fate meravigliosamente in un modo, per questo vi esprimo tutta la mia ammirazione. Vi guardavo ballare, ballano gli uomini, ballano le donne, ballano gli anziani, ballano quelli un po' più giovani, ballano i ragazzi, ballano i bambini. Allora io mi immagino quando voi adesso nelle vostre case qui a Foligno prendete i nipotini e insegnate loro a ballare. Grazie, perché questo per noi è un grande insegnamento. Buonasera a tutti. Noi come Casa dei Popoli siamo lieti di partecipare alla vostra giornata di indipendenza. Se Rita ha parlato da italiana, io parlerò da straniera. Perciò riconosco e mi sono emozionata tantissimo a vedere come voi per questa serata state tornando a casa. È una cosa bellissima poter tornare a casa, tornare alle radici, alla cultura. Voi siete più fortunati perché siete una gran comunità e noi un po' meno, almeno per quello che riguarda la mia di comunità. E perciò io mi emoziono a vedere questo, perché non potrò mai farlo. E a parte questo capisco anche il discorso, faccio il discorso tutto inverso a Rita. Io quelle parole li conosco bene, perché anche noi abbiamo lottato per essere liberi e indipendenti, perciò li canterei volentieri, anche il mio inno più o meno è quello, perciò vi capisco. Non la faccio più lunga perché gli interventi sono stati tutti molto belli. Io voglio ringraziare solo una cosa: Neat e Diana alla Casa dei Popoli stanno ancora prima di me. Io quando sono entrata a Casa dei Popoli loro già c'erano. Sono due persone presentissime che hanno sempre collaborato. Facciamo i nostri lavori di volontariato, che a volte sembra più un vero lavoro, per il tempo che noi dedichiamo per conto nostro. Io ringrazio tanto perché Neat e Diana sono delle persone meravigliose. Grazie di averci fatto conoscere anche la loro cultura e le loro radici. L'associazione Scambia per Spoleto pensiamo di portare avanti quel discorso che qui bene ha presentato l'amica Eva nel corso del prossimo 2012. Volevamo dire in questa serata così bella e lieta che noi non dimentichiamo, come ha detto il nostro Presidente della Repubblica, che tutti i bambini, tutti i cittadini nati in Italia sono italiani, non sono stranieri, che nessuno è straniero. Volevo anche ricordare che ancora
questa regione purtroppo, e questo è un invito pressante che rivolgo a tutti voi a stare molto molto attenti, c'è il record di morti sul lavoro e l'ultimo morto è stato un cittadino albanese, quindi attenti ai luoghi di lavoro, attenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, non svendiamo il nostro lavoro, perché tutti i cittadini hanno il diritto e il dovere di vivere e di vivere in pace. Vi ringrazio e vi invito poi, domani, l'ha detto già Marco, domani c'è la festa nazionale albanese e il 18 dicembre a Spoleto c'è la festa conclusiva di tutte le etnie e vi inviteremo, lo ricorderemo anche domani, di tutte le etnie, promosso dal comune di Spoleto, dalla regione dell'Umbria e dalla provincia di Perugia. Grazie, buona serata e auguri. Grazie professore. Atër përshëndes profesorin për ta marrë
tane Europa. More bane çudije, hey hey, more lut bane shqipja, o me shtato kraj dije. Lo dice yo,